In un mercato in continuo cambiamento ed evoluzione cambiano anche gli approcci imprenditoriali. Da questa rivoluzione la Federazione Moda Italia di Confcommercio Veneto ha preso spunto per dare il via al seminario Fashion Retail 4.0, organizzato a Mestre il 21 ottobre e che ha chiamato il mondo del sistema distributivo moda, piccole e medie imprese dei centri storici, docenti e studenti universitari ad un confronto con l'obiettivo di valutare le nuove prospettive ma anche le sfide poste dai mercati futuri e presenti. La moda sta attraversando un periodo direi difficile perché sul mercato ci saranno almeno 10 volte quello che serve e quella che può essere la soddisfazione della domanda. E noi riteniamo che il negozio del centro storico, che attualmente è in crisi, vediamo anche molte vetrine chiuse, possa ritrovare il suo antico splendore se torniamo ad essere negozi attrezzati in modo digitale, al passo con i tempi. Dobbiamo avere dei bei negozi, dobbiamo trattare dei bei prodotti, soprattutto tornare a quei prodotti made in Italy, pregiati, belli, dove possiamo dare una garanzia al cliente su quella che è la qualità del prodotto che vendiamo. Gli outlet fanno da capofila su quello che può essere un disturbo sul mercato. Pensiamo, come Federazione Moda Italia, di proporre al legislatore una legge quadro che vada a circoscrivere l'outlet nel rispetto delle regole del gioco, come le rispettano gli altri centri commerciali, e che ci sia quindi una concorrenza leale con armi pari sul mercato. Non serve solo un convegno in cui i grandi esperti raccontano le prospettive future, ma noi come università ci siamo voluti mettere in gioco. Siccome il nostro percorso di laurea prepara nell'ambito web e nell'ambito digital e questo convegno parla appunto dello store, del retail 4.0, abbiamo fatto un contest in cui i nostri studenti andranno all'interno di questi negozi per cercare di qualificarli e quindi per mettere in pratica quello che i docenti universitari e consulenti hanno espresso in questo convegno. È importante perché altrimenti purtroppo nei vari settori del commercio c'è un pessimismo che aleggia, no? Tanti ci raccontano le cose che si possono fare, ma poi nel concreto io torno a casa e che cosa posso fare? Ecco, noi vogliamo realizzare un convegno in cui l'università collabora realmente con le aziende e quindi dare la possibilità a queste aziende di avere un futuro, di avere delle prospettive, dando appunto l'esperienza che gli studenti nostri hanno acquisito, che sono laureandi in questi percorsi di web e digital. Un convegno, occasione per guidare gli imprenditori ad una più chiara comprensione dei bisogni del cliente contemporaneo e delle nuove teorie e tecniche di comunicazione e vendita alla portata delle piccole e medie imprese del settore moda. Il consumatore è abituato, e non solo i giovani, ormai anche le persone di una certa età, all'utilizzo del digitale, quindi fare le vetrine touchscreen, insomma dare un'offerta che sia in linea con questa cultura digitale che si sta imponendo. Per questo Confcommercio e Federazione Moda Italia ci sono, assistendo gli imprenditori con la formazione che è necessaria sulla comunicazione social, su come va cambiato il modello di business, tutti insieme affrontare un cambiamento perché il negozio tradizionale abbia un futuro.